Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, ogni martedì sera in diretta streaming dalle ore 21. Allacciatevi le cinture. Si parte. Buon ascolto. Buonasera a tutti, eccoci qua, 27ª puntata. Il volo della nostra mongolfiera sta prendendo l'ultimo sole primaverile prima dell'estate. Stiamo volazzando, anche questa sera voleremo un po' a destra, un po' a sinistra, un po' in alto e un po' in basso. Con me nel cestello c'è Rossella. Buonasera Rossella. Buonasera Gianluigi, mi raccomando guidare bene. Sì, ormai siamo esperti. Sempre nel nostro cestello un po' francofono, si può dire, c'è da Liegi, Baston Liegi, Omar. Ciao Omar. Sono anch'io, ciao a tutti e ben ritrovati. Bene, dicevo, questa sarà l'ultima puntata della quarta stagione. Ci risentiremo sicuramente a ottobre con una nuova serie. Intanto andiamo col nostro brano, Il genio per due, che avevamo sentito poche settimane fa, sempre ospiti da Radio Nostra. Ci hanno inviato una nuova canzone, Sempre tu, e noi la mettiamo con felicità. Sempre tu. Di me, io credo, io vado nel tempo più chiaro, dove mi sveglio con te, un istante cos'è, sempre tu, vorrei averti una notte in più, ma che voglia di restar con te, solamente, sempre tu. Ci vuole il tempo e il sole nel vento, sensibile amore di te, vive perché, sempre tu. Vorrei averti una notte in più, ma che voglia di restare con te, solamente, sempre tu, sempre tu. Vorrei averti una notte in più, ma che voglia di restare con te, solamente, sempre tu. Sempre tu, Genio per due, Diego e Brigitte qui a Radio Nostra. E eccoci qua, vi ho aperto anche il microfono. Passiamo a Omar, a Liegi, ci colleghiamo con lui. Omar, cosa stai preparando per il fine del mese?
Il 19 giugno ci stiamo organizzando per fare un convegno dedicato al rispetto nel progetto educativo, dal titolo proprio Il valore del rispetto nel progetto educativo. Si terrà a Bruxelles, dicevo, il 19 giugno, mercoledì, presso la Fédération Wallonie-Bruxelles, che è l'equivalente del nostro provveditorato agli studi, perché è un progetto ovviamente nell'ambito dell'insegnamento e dell'apprendimento. Si troverà a Molenbeek, che è il quartiere dove risiede la Fédération Wallonie-Bruxelles, e prevede un interessante programma ricco di realtà italiane che si trovano in Belgio, soprattutto tra la Vallonia e le Fiandre, e anche ovviamente a Bruxelles, che è un po' un'isola felice. Sì. Si parlerà di educazione, si parlerà di rispetto anche in campo filosofico col professor Luca Lupo, ricercatore dell'Università di Calabria, che parlerà di etica e cosmetica. Si parlerà di migrazione e rispetto con le associazioni bergamasche del territorio. Ci sarà Mauro Rota, presidente del Circolo di Bruxelles Ente Bergamaschi nel Mondo, e anche Silvana Scandella, direttrice del Centro Ricerche. Si parlerà appunto di cultura, di rispetto, solidarietà nelle associazioni. Ci sarà anche un europarlamentare, Marco Zanni, che ci parlerà del rispetto nella politica, quindi tema tutto tondo. Infine ci sarà anche il segretario generale della UIL Scuola Rua a parlarci del rispetto nelle società più libere. Sapete, il grosso tema del lavoro è un tema molto particolare, sentito da noi tutti. E per ultimo, ciliegina sulla torta, ci sarà anche la premiazione di un progetto educativo. Sì, è vero. Quello delle cartoline, no? Se non sbaglio. Esattamente, ne abbiamo parlato anche l'anno scorso. Esatto, che era una bella cosa. Bellissimo progetto, è vero, che abbraccia veramente tantissimi colleghi di tanti paesi europei, non solo. Colleghe, colleghi, ovviamente allievi, quindi studenti di vari ordini e gradi, e soprattutto riceverà un premio per il contest dell'istituzione IRASE, che ha trovato il nostro progetto molto interessante dal punto di vista delle connessioni che si adoperano e che si realizzano grazie allo scambio epistolare. Quindi siamo molto contenti di aver ricevuto questo premio in anteprima in Didacta a Firenze, cos'era, un paio di mesi fa, e adesso riperpetuiamo questa premiazione invece per le scuole belghe che si trovano appunto sul territorio. E ci sarà anche una parte dedicata all'ambiente, quindi abbiamo previsto di fare un'esposizione alla presenza di Adam 50, che presenta in anteprima una sua esposizione che invece partirà dal 20 giugno fino al 30 giugno, però in Francia, a Maubeuge, e che lì farà una prima presentazione di questa manifestazione che ha in mente di fare, che è legata all'arte vetraria da un punto di vista della tecnica di lavorazione dei prodotti, perché Adam 50 ha brevettato nel 2010 una tecnica nuova nel suo campo, rivoluzionaria, che permette di abbattere, come dire, l'inquinamento e realizzare con soltanto alcuni passaggi una serie di fusioni del vetro con pigmenti ossidi di varia natura, che permettono alle vetrate di diventare, come dire, quadri d'arte. Esatto, quindi sì, l'abbiamo anche sentito qui, potete andare indietro, dopo magari mettiamo il link di quando ha partecipato, che appunto ci ha raccontato tutta questa modalità della sua lavorazione del vetro. Sì, è un'intera giornata dalla mattina al pomeriggio. Ovviamente non mancano i saluti istituzionali dell'ambasciatrice di Bruxelles,
l'onorevole insomma Federica Favi e Sua Eccellenza Pier Attinio Forlano, che è il console invece generale d'Italia che si trova nella parte Vallonia, quindi a Charleroi, ma soprattutto ci sarà anche la protagonista del progetto che permette a tutti gli insegnanti e quindi agli allievi e alle loro famiglie di poter godere come dire, dei corsi di lingua italiana sul territorio belga, soprattutto in Vallonia e a Bruxelles, che è la professoressa Isabelle Pistone, che è responsabile del programma OLC, cioè di Ouverture à la langue à la culture, presso la Federazione Wallonia Bruxelles appunto. Lei ci illustrerà appunto il rispetto della cultura e delle origini della lingua, quindi delle proprie radici, per la quale il progetto da molti anni è uno tra i più importanti a livello mondiale in merito proprio al numero di richieste e opportunità, quindi di risorse che vengono spese sul territorio. Quindi un bel pacchetto che dura tutta la mattina e anche il pomeriggio in queste sale della federazione. Bene, Sì. allora l'appuntamento è al 30 giugno, sarà un... 19, giusto? 9 giugno, 19, sì. Sì, 19. al 19 giugno, sì, presso la Federazione Vallone Bruxelles. Qui ho messo la locandina, diciamo, quindi c'è tutto il programma e l'indirizzo, e per chi è da quelle parti può andare a fare un salto, insomma, se uno va in vacanza a Bruxelles. No. Perché no? Perché no? Siamo al È centro. in un bellissimo quartiere molto interessante che si chiama Molenbeek. Allora, il quartiere è molto interessante. Pensa che davanti al palazzo, al Battimont della Federazione Wallonie, c'è una scultura, una statua molto moderna che ricopia un po', questo un po' in tutte le città belghe, ma anche e soprattutto nelle piazze di Bruxelles, dei fumetti tradizionali famosi. E c'è, tu pensa, ti ho dato la foto, non so se la puoi pubblicare in questa giornata. C'è praticamente un ladruncolo che esce da un tombino e fa con la mano, prende il piede per fare lo sgambetto a un poliziotto col manganello che cerca di corrergli, e ricorda moltissimo le comiche, no? Ti ricordi di Stanlio e Olio? Del genere. È una statua intera a grandezza naturale. Sono contenta, Omar, che hai questi riferimenti così allegri, sereni, perché invece a me è venuto in mente il libro di Carrera sul processo per il Bataclan e si parla molto di Molenbeek e non sono pagine molto leggere, insomma. No, perché è un quartiere di Bruxelles, sapete che Bruxelles è diviso in moltissimi quartieri e che fino a poco fa erano anche non così, come dire, legati tra loro, no? Vi ricordate anche gli ultimi episodi del 2017-18 a proposito del come si chiama, del terrorismo internazionale, che grazie a questa, come dire, situazione isolata lì, insomma, si sono realizzate differenti problematiche, però devo dire che sono riusciti finalmente a comunicare e subito, quindi in maniera rapida, e hanno cercato di risolvere, insomma, le problematiche che ci sono. Va bene. Ecco. Va bene, Omar, grazie. Grazie Omar per questo lavoro che hai fatto, che stai preparando, che è pronto per giugno. E passiamo al primo brano di Perso, che è un giovane cantante, cantautore romano, che è uscito il 10 maggio con questa, diciamo, non si chiama più LP, ma con questa serie di 9 brani che le trovate su Spotify. Il primo di questa raccolta si chiama MB, tutto l'album si chiama Non parlerò più d'amore, lui è perso. Ascoltiamoci questo brano prima di avere il prossimo ospite. Se mi guardi tu, mi ricordi qualcosa, e mi ricordi qualcosa che ora non ho. E cosa c'entri tu, se in mezzo a quegli occhi marroni
Io ci ho visto un'astronave, o forse un mare d'aquiloni, ma non ti sento più da un po'. E sono quasi 4 settimane e non ti sento più da un po'. Quasi io divento un animale, ma non capisci cosa ho. Se non vengo a scuola devo aspettare e quell'abbraccio forse no. O forse era meglio lasciarti andare, non ti posso più guardare. Sono in giro senza alcane, forse cerco una parola dentro il vuoto. E forse cerco anche te ma chiedo troppo. Forse cerco una risposta, non mi dirai se seco. Se che mi dicevi sempre sotto le coperte, ma forse sotto un paio di stelle. Continui sempre a guardarmi quando sono per strada. Forse siamo ossessionati, o forse solo una cazzata, ma non ti sento già da un po' e non sai proprio come sto. Ma non mi interessa parlare di me, vorrei solo prendere un caffè con te e non ti posso più guardare. Sono in giro senza il cane, forse cerco una parola dentro il vuoto. E forse cerco anche te ma chiedo troppo. E forse cerco una risposta, non mi dirai se è seco. Se che mi dicevi sempre sotto le coperte, o forse sotto un paio di stelle. E ti prendevi le mie felpe quando faceva freddo, eri ferma lì a guardare. Non sono stato sempre onesto con te e aspettavo quel messaggio che mi dicevi che eri arrivato a casa, ma alla fine sto messaggio io l'aspetto da una settimana e non ti posso più guardare. Sono in giro senza il cane, forse cerco una parola dentro il vuoto. E forse cerco anche te ma chiedo troppo. E forse cerco una risposta, non mi dirai se è seco. Se che mi dicevi sempre sotto le coperte, o forse sotto un paio di stelle. Torni sempre in testa, manco fossi una canzone che ho ascoltato per l'ultima volta con te alla stazione. Bene, perso qui sul nostro programma Il Giro del Mondo in 80 giorni. E da perso andiamo al nostro primo ospite, perché Omar ormai è di casa, è nel nostro cestello della mongolfiera. Quindi con noi abbiamo Pablo D'Ambrosi, regista di Food for Profit. Ciao Pablo. Aspetta un attimo, aspetta, avevo i microfoni giù, adesso ce li avete su. Ciao a tutti, come stai? Bene. Benvenuto a Pablo D'Ambrosi, co-regista di Food for Profit, che abbiamo raggiunto a Londra e insomma l'abbiamo chiamato perché questo documentario sta facendo scalpore, sta girando parecchio. Allora, partiamo magari anche dal titolo, Pablo. Sì, va bene, certo. Allora, forse partendo proprio anche dal titolo, appunto Food for Profit, quello che noi volevamo analizzare con questo documentario era come appunto tutta l'industria della produzione di cibo, nella fattispecie nel particolare in questo caso di carne, sia tutta in realtà spinta semplicemente dalla logica del profitto, e quindi per il profitto non si guarda in faccia nulla, quindi ovviamente si parla appunto tanto di maltrattamento degli animali, perché per il profitto il benessere animale passa in secondo piano, bisogna produrre più carne possibile, far ingrassare l'animale il più velocemente possibile e mandarlo al macello il più velocemente possibile. Questo comporta tantissime lati negativi da un punto di vista di benessere animale, per non parlare appunto degli ambienti stipati in cui sono costretti a crescere e via dicendo. Però non si ferma solo lì, la logica del profitto appunto non guarda in faccia neanche ai lavoratori che lavorano appunto all'interno degli allevamenti intensivi e dei macelli in tutta Europa, lavoratori che
Se va bene sono sottopagati e non riescono ad accedere ad altri diritti. Se gli va male sono addirittura completamente in nero e fondamentalmente sfruttati attraverso appunto quello che ben conosciamo in Italia come caporalato. Ma come abbiamo fatto vedere anche nel film, il fenomeno del caporalato non è solamente un fenomeno italiano, anche nella famosissima Germania, che tutti pensano sia ligia alle regole, anche lì abbiamo appunto denunciato tante irregolarità all'interno dei macelli, soprattutto in Germania. E poi addirittura appunto per la logica del profitto non si guarda in faccia neanche all'ambiente, quindi se si inquina e purtroppo gli allevamenti intensivi sono una delle cause principali dell'inquinamento, delle emissioni di CO2 e anche e soprattutto dell'inquinamento delle acque attraverso i nitrati che filtrano all'interno delle acque e poi finiscono nei fiumi e successivamente nei mari, causando dei danni ingenti per l'ambiente. Quindi poi ci sono anche problemi relativi alla salute, quindi anche per il profitto ancora ne va di meno la salute, perché gli allevamenti intensivi sono un alveare di future pandemie, perché purtroppo quando stipiamo tanti animali, quando dico tanti animali parlo di centinaia di migliaia di animali, se no in alcuni allevamenti addirittura milioni di animali che sono all'interno di capannoni senza finestre, quindi senza la possibilità di ricevere aria esterna, senza luce, quindi solo con luce artificiale, e tutto ciò provoca appunto stress e anche condizioni igieniche che, come abbiamo riportato nel film, in molti casi sono veramente pessime, e quindi questo può provocare appunto proliferazione di batteri, ed è proprio per questo motivo che agli animali vengono somministrati tantissime medicine, nella fattispecie antibiotici, che stanno purtroppo portando alla famosa antibiotico resistenza, che l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che entro il 2050 potrebbe addirittura diventare la prima causa di morte tra gli umani. Quindi diciamo che questo film vuole essere appunto una denuncia a questo sistema che per il profitto non guarda in faccia nulla e crea appunto tutte queste esternalità negative che ho appena elencato. Allora, vai. Vai Gian. Vado io. Allora, il film ha avuto un grandissimo successo. È co-regista anche Giulia Innocenti, no? Vi aspettavate, anche perché il film è distribuito in maniera così, dico, spontanea, indipendente, non ha avuto, no, una casa, una distribuzione fissa, come diciamo, tra virgolette regolare, come gli altri film, e quindi avevate avuto un po' di problematiche, no? nella diffusione, per la distribuzione del film. Sì, allora per 5 anni eravamo soltanto io e Giulia e abbiamo trovato tantissime porte chiuse. Noi avevamo provato appunto a lanciare il film anche attraverso alcune piattaforme, ma tutti fondamentalmente la risposta che ci davano era: no, è troppo politico, è troppo forte, vogliamo programmi più di intrattenimento, diciamo le solite scuse, i documentari d'inchiesta non vanno tra il pubblico, la gente non è interessata, di qua e di là. Noi però abbiamo creduto nel film, quindi l'abbiamo voluto portare avanti fino in fondo, e nel momento in cui l'abbiamo lanciato, sì, eravamo ancora solo io e lei, quindi io e Giulia abbiamo lanciato il film, e la cosa incredibile è che è andata abbastanza virale sui social tutta la notizia del film, e noi abbiamo lanciato una petizione appunto tramite i social e il sito internet, in cui chiedevamo alla gente di chiedere ai propri cinema locali del propria città, del proprio paese, di organizzare delle proiezioni. E ci sono stati dei veri e propri fenomeni di mail bombing in alcuni cinema, in cui tantissime persone hanno scritto al cinema chiedendo di proiettare il film, e così tutto è partito fondamentalmente. All'inizio erano qualche cinema, e poi una volta che appunto si è visto questo interesse da parte del pubblico, poi dopo
anche la grande distribuzione ha iniziato a contattarci per appunto mostrare il film, che poi appunto è andato in tutta Italia, e anzi è stato veramente un successo inaspettato, perché neanche noi ovviamente non ci aspettavamo assolutamente tutto ciò, ma questo dimostra che in realtà quello che ci dicevano era l'esatto opposto. C'è un interesse forte da parte del pubblico per queste tematiche, c'è un interesse anche per appunto documentari d'inchiesta, perché la gente fondamentalmente vuole sapere, siccome noi comunque in questo film abbiamo puntato anche tanto ai soldi di noi contribuenti, penso che quando la gente, quando vede che gli si tocca le proprie tasche, inizia a pensarci sopra più di una volta, e soprattutto poi è un film che parla di quello che noi mangiamo, quindi è una cosa, per noi italiani soprattutto è una parte molto importante della nostra vita. E un'altra cosa, adesso mentre ne parlavi mi è venuta in mente, ma è questo, visto la grande forza e volontà che ha voluto il pubblico, i cittadini, no? A vedere e a far vedere il film, non dimostra un attimino uno stacco che c'è tra i cittadini e la politica stessa, insomma. Certo, ed è anche proprio quello che abbiamo voluto denunciare all'interno di questo film. Noi assolutamente, Food for Profit non vuole essere, anche se denuncia le istituzioni europee, non vuole essere un film anti-europeo. Noi crediamo nel progetto europeo, ma appunto crediamo in un progetto europeo che sia più democratico e più trasparente soprattutto, quindi più vicino ai cittadini. Il problema è che in Europa noi siamo molto legati alla politica, alle nostre politiche nazionali. In Italia sappiamo tutto della nostra politica, ma sappiamo veramente poco di quello che succede a Bruxelles, e soprattutto non abbiamo veramente chiaro come vengano prese le decisioni e chi siano poi le persone anche esatto. chi siano, perché questi parlamentari di cui io e Giulia abbiamo fondamentalmente denunciato all'interno del film, che sono persone molto influenti in Europa, te lo dico chiaramente, sia io che Giulia prima di iniziare a fare il film non sapevamo chi fossero, ma perché appunto il sistema così com'è è proprio... non lascia, è chiaro. Sì, è tutto nascosto dall'opinione pubblica, quindi in realtà non sappiamo. C'è un altro dato abbastanza, secondo me, allucinante. Fino a metà anni 80 c'erano più o meno 800 lobbisti a Bruxelles, adesso sono 25.000 dichiarati lobbisti a Bruxelles. Questa è una cosa incredibile e il pubblico europeo non le sa queste cose. Praticamente hanno piano piano trasformato il modello dell'Unione Europea sul modello americano di Washington, quindi con le lobby, dove le lobby hanno veramente un potere molto influente sul congresso e riescono a, diciamo, cercare, se non a far prendere le decisioni esattamente come vogliono loro, però comunque a indirizzarle in una certa maniera, in una certa direzione, ed è esattamente quello che sta succedendo a Bruxelles. Esatto. Ad esempio anche questi quasi 400 miliardi di euro di cui si parla nel film, che sono i soldi, appunto, ripeto sempre, dei contribuenti che vengono stanziati per l'agricoltura. Questi soldi sono stati inseriti all'interno del Green Deal, che sembra quasi un'assurdità, perché appunto il Green Deal dovrebbe, cioè il pubblico pensa, ok, saranno soldi stanziati per un'agricoltura biologica o per forme di energia rinnovabili, invece no, poi si va a vedere che la maggior parte di questi soldi vanno a finire a finanziare aziende che non sono assolutamente green, come grossi agribusiness degli allevamenti intensivi. Però per ritornare, è proprio questo che fanno le lobby. Cosa succedeva? Per anni e anni l'agribusiness ha sempre ricevuto i sussidi dall'Europa. Adesso che era entrato in vigore il Green Deal, dovevano trovare un modo per mantenere il sistema così come fosse, quindi hanno trovato un escamotage per continuare a ricevere i soldi dei sussidi anche all'interno del Green Deal. Quindi poi i politici presentano al pubblico il Green Deal come questa nuova accordo green, che così si riempiono di tante belle parole e i cittadini sono contenti. Poi però dopo nei fatti non cambia assolutamente nulla.
Ascolta, nel girare il film ci sono stati dei momenti anche abbastanza, diciamo, di paura, no? Un po' di... Questo anch'io volevo chiedere questa cosa, cioè in certi momenti veramente hai una percezione di pericolo, e infatti volevo chiedere questo e anche se avete avuto delle particolari difficoltà nel girare soprattutto alcune scene, insomma alcuni momenti. Ma allora sì, ci sono stati qualche momento un po' di tensione, più che altro non eravamo tanto preoccupati per la nostra incolumità fisica, ma più che altro avevamo paura che ci volessero prendere le card dalle camere con tutto tutto il il girato. girato. Quindi era questa la nostra preoccupazione, non soltanto in Italia ma anche in altri paesi ci sono stati dei momenti in cui abbiamo rischiato un po'. Beh, anche in Quindi- Spagna non è andata tanto bene, no? sì, diciamo, poi ci sono stati anche altri momenti che non sono entrati nel film, ma perché sennò ci mandavano a quel paese ogni 2x3 e ci cacciavano via da ogni parte, quindi vabbè, dopo diventava anche ripetitivo, ma ce n'erano anche tante altre di scenette divertenti. Quindi sì, niente, diciamo l'incolumità era più che altro, volevamo che tutto uscisse fuori perché anche ad esempio un'altra cosa, noi lo sapevamo che in realtà erano tutte minacce quando dicevano sempre chiamiamo la polizia o chiamiamo i carabinieri, no? Poi lo sapevamo che non li chiamavano mai perché sarebbero andati loro dalla parte del torto, no? Esatto. Però c'era anche questo problema che nel caso fosse arrivata la polizia veramente, poi dopo potevano anche richiedere di fondamentalmente sequestrare il girato per poi un eventuale processo, il che vuol dire che praticamente hai perso il girato perché magari ci vogliono 3 anni per fare prima che vada a processo, no? Quindi sì, diciamo ci sono state un po' di difficoltà e poi ovviamente a raggiungere alcuni posti anche verso la fine, quando siamo tornati poi con Giulia anche a intervistare alcuni degli eurodeputati che avevamo filmato di nascosto, siccome si conoscono tutti tra gli eurodeputati e i lobbisti, fra di loro si conoscono tutti, dovevamo organizzarlo in un modo tale che le cose succedessero più o meno nello stesso momento, in modo tale che non potevano alzare la cornetta e dire non cancellate quell'intervista, che infatti è probabilmente quello che è successo con De Castro, che dovevamo intervistarlo il giorno dopo che abbiamo fatto Pecca Pessone, il lobbista, e la Clara Aguilera, la deputata spagnola, che probabilmente l'hanno chiamato e infatti poi ha cancellato l'intervista che dovevamo fare con lui, però poi dopo siamo riusciti per fortuna a beccarlo nei corridoi il giorno della votazione della PAC. Quindi poi è andata bene, però sì, c'erano alcune cose logistiche non proprio semplici da organizzare. No, è stato anche interessante come questi, diciamo, c'è uno si è spacciato anche per lobbista, no? Che proponeva questi animali, questi maiali a 6 zampe. No, è incredibile come questi parlamentari credano a tutto. Credano a tutti e sono anche disponibili ad aiutare. Non soltanto ci credono, cioè invece di dire no, questa è un'aberrazione, assolutamente no, in realtà ci sono, nel girato noi avevamo anche filmato altri parlamentari, poi per questioni della narrazione del film sarebbe stata troppo complicata, ne abbiamo deciso di includerne solo alcuni, no? Ma la cosa interessante è che mi pare fossero 18, non vorrei dire una cavolata, mi pare fossero su 18 eurodeputati, soltanto uno ha detto, una volta che abbiamo proposto la cosa, ha detto no, questa cosa proprio assolutamente no, e ha deciso di smettere lì l'incontro. Invece tutti gli altri sono andati tranquillamente avanti, anzi con molti parlamentari ci sono stati parecchi incontri, non c'è stato solo un incontro, sia con De Castro che con De Castro mi pare che sia stato incontrato 4-5 volte, e lo stesso con Pecca Pessone, il capo dei lobbisti. E denunce ne avete prese? Ce ne avete in corso? Com'è l'aggiornamento della... Ma per ora rimangono le 4 di fine, adesso si vedrà. Non ci sbilanciamo troppo, non vogliamo... Vediamo come andrà avanti. Anche perché adesso soprattutto uscirà anche in altri paesi in Europa il film. Siete riusciti a... Sì, adesso non possiamo ancora annunciare esattamente quali paesi, però
abbiamo diverse trattative con parecchi paesi, quindi Bene, complimenti. E abbiamo visto sul sito che si può anche richiedere una proiezione. sì, in Italia abbiamo, ma questo qui è stato proprio il nostro, diciamo, forse tra virgolette punto di forza, ma anche cosa molto, molto strana per tutta l'industria cinematografica, che appunto noi siamo usciti sì nei cinema, scusate, ma diamo anche il film Alle associazioni. liberalmente a qualsiasi associazione, a qualsiasi persona che vuole organizzare una proiezione, chiedendo se vogliono di fare una donazione, se possono, se no non è un problema. Quello che noi volevamo era appunto che il film si diffondesse il più possibile. Un bel esempio di partecipazione dal basso, no? Sì, assolutamente, infatti, ma all'inizio anche tanti cinema si arrabbiavano per questa cosa, che dicevano no, ma allora vi cancelliamo la proiezione perché lo stanno facendo anche di qua, e però noi volevamo cercare di far capire che in realtà è stato proprio questo che ha portato poi anche tanta gente al cinema, perché comunque si è diffusa sempre di più la parola sul film, tante anche persone magari delle associazioni che l'hanno visto in un'associazione, poi dopo dicevano ok, porto per dire i miei genitori o mia sorella che mangia la carne tutti i giorni. Sì, è stato un volano. E quindi niente, è stato molto strana come cosa, e anche perché poi la cosa assurda è che questa settimana mi pare siamo la 13ª settimana di fila nei cinema, che per un documentario È incredibile. non avviene quasi mai. Ovviamente con poche proiezioni adesso è un po' calato l'effetto for profit, però cioè, siamo veramente... Comunque adesso, anzi in realtà presto partiremo anche con le arene estive, quindi faremo... E infatti stavo per dire, adesso ci sarà un nuovo picco con il cinema estivo. E qua lancio un amo a Gianluigi, perché fra le milioni di cose che fa Gianluigi organizza anche una rassegna estiva. Di solito giustamente insomma vengono scelti film un po' più leggeri, così un po' più adatti alle serate estive, però insomma no, stavo pensando anch'io adesso che potrebbe essere alla fine della rassegna possiamo inserirci anche questo qua, che una volta che abbiamo fatto bene. Una rassegna un po' più impegnativa è andata molto bene lo stesso, Sì, quando certo. abbiamo fatto una rassegna sulla Palestina, quindi poi alla fine le persone hanno anche, appunto, come dicevi prima Pablo, no? Hanno anche voglia di capire. Sì, guarda, anche sono appena stato a Marsala in Sicilia, a un festival di letteratura, che appunto per la prima volta quest'anno avevano deciso di mostrare anche un documentario, no? Ed erano un po' preoccupati appunto anche perché vabbè, prima era la prima volta che facevano un documentario all'interno di un festival di letteratura e poesia, e poi erano anche preoccupati un po' per la tematica del film. Tra l'altro il film era già stato fatto perché l'avevamo dato a delle scuole superiori lì di Marsala, quindi era già stato proiettato a Marsala ed era già anche uscito su Report, anche se la versione che c'è su Report o su Rai 3 è una versione ridotta, non è tutto il film, sono solo degli spezzoni fondamentalmente. Però in realtà appunto poi è stato un mega successo anche lì, la sala era talmente piena che c'erano delle persone che erano in piedi addirittura a guardare il film e non si aspettavano assolutamente un turnout così grosso, così significante. E quindi appunto c'è questa dimostrazione che in realtà è proprio c'è tanta gente che in realtà vuole vedere, guardare anche cose che non siano puro intrattenimento e ogni tanto cercare di guardare invece qualcosa che li faccia anche pensare. Poi comunque abbiamo voluto fare il film in una maniera che anche se è un film di inchiesta e di denuncia, però il modo in cui l'abbiamo anche approcciato, ma questo proprio dall'inizio, prima di iniziare, volevamo comunque fare un film di denuncia ma che fosse comunque tra virgolette anche di intrattenimento, cioè quindi avesse anche un certo ritmo, non il tipico reportage giornalistico che tra virgolette può essere un po' più noioso fondamentalmente. Era proprio questa l'idea di fare un documentario, proprio un film documentario proprio. Va bene, Pablo. Il prossimo film documentario?
Segreto, non possiamo ancora dire. Anche perché sennò poi ci bloccano subito. Sì, C'è è da vero. spendere ancora questo, no? In giro. Anche perché credo che il lavoro anche di preparazione preliminare sia stato abbastanza importante. Purtroppo i documentari d'inchiesta impiegano tanto tempo perché hanno bisogno semplicemente anche, forse anche tipo un anno per preparare, poi devi appunto mandare la gente sotto copertura, cioè ci vuole tempo purtroppo, Certo. non sono documentari che puoi fare in qualche mese. Certo. Va bene, allora ci diceva prima Pablo che ci sarà una proiezione a Venezia per gli amici che ci ascoltano dal litorale o da Venezia o da qua intorno, insomma, sabato, dicevi? Sì, alle ore 15, non mi hanno ancora dato i dettagli. Sì, questo sabato 25 maggio alle ore 15 alla Venezia in Laguna. Ma dove? Dovrebbe essere presentata, no, non mi hanno ancora dato dovrebbe essere presentata dall'eurodeputata Sabrina Pignedoli. Comunque potete vedere i dettagli sul sito o su Instagram. Benissimo, e comunque c'è il sito di Food for Profit dove ci sono un sacco di informazioni e anche le modalità per richiedere appunto eventualmente una proiezione. E Pablo, io poi ho anche guardato un po' il tuo sito, molto bello, così particolare. Ho visto un pochino di un documentario sui bambini Rom. Sì, quella era un'altra inchiesta che avevo fatto con la BBC per Panorama e diciamo Panorama un po' come Report in Italia. Ah, ok. E avevano fatto questo speciale appunto sulla mafia rumena e sullo sfruttamento dei bambini rom. Diciamo, ecco, quello era un film dove molto spesso c'era incolumità fisica. Si rischiava fisicamente. Lì sì che si è rischiato veramente, anche perché non scherzavano, però... Va bene, allora grazie per questo lavoro molto importante che avete fatto e per diffondere un po' la sensibilità su un tema che veramente, insomma, è ora di affrontare un po' con decisione, credo, no? Anche da parte dei singoli, di tutti noi, che forse dobbiamo, non dico cambiare completamente abitudini, ma però bisogna cambiarle. Essere un po' più consapevoli, ecco, rispetto a quello che mangiamo, se non altro per la nostra salute. Ecco. Assolutamente, infatti noi non volevamo giudicare nessuno con questo film, ma appunto rendere le persone il più consapevoli possibili e poi sta il proprio singolo, se è aperto alla propria coscienza, a cercare di cambiare nel modo che più ritiene opportuno. Vi ringrazio tantissimo per questo invito oggi e ci sentiamo. Grazie a te. Grazie a te per questo lavoro. Complimenti, perché è proprio un bel documentario. Sì. Grazie. A presto. A presto, ciao, lavoro, grazie. E vengo sotto casa tua e in silenzio ti parlerò. E in silenzio tu mi capirai. E mille cose che ho dentro, mille cose tu sì le saprai. E ti disegno che canto, ma io tanti non ti avrò mai. Non ti avrò mai, non ti avrò mai. E perché tanti non ti avrò mai, non ti avrò mai, non ti avrò mai. E perché tanti non ti avrò mai, non ti avrò mai, non ti avrò mai. E perché tanti non ti avrò mai, non ti avrò mai, non ti avrò mai. E son 3 ore di viaggio per venire da te. E questa notte lo sai come la passerò, come la passerai. Questa bottiglia di whisky sta per finire, sta per finire. E la voglia di cantare sta per svanire, sta per svanire. Vengo sotto casa tua e in silenzio ti parlerò. E in silenzio tu mi capirai. E mille cose che ho dentro, mille cose tu sì le saprai. E ti disegno che canto, ma io tanti non ti avrò mai, non ti avrò mai, non ti avrò mai. E perché tanti non ti avrò mai, non ti avrò mai, non ti avrò mai. E perché tanti non ti avrò mai, non ti avrò mai, non ti avrò mai. E perché tanti non ti avrò mai, non ti avrò mai, non ti avrò mai. Ce
c'è più quella paura di cascare giù in un pozzo senza fondo e senza via di uscita. E allora dimmi che non c'è più, che non c'è più quella paura di cascare giù ed avere paura. E allora dimmi che non c'è più, che non c'è più quella paura di cascare giù in un pozzo senza fondo e senza via di uscita. E allora dimmi che non c'è più, che non c'è più quella paura di cascare giù ed avere paura. E vengo a casa tu e in silenzio ti parlerò. E in silenzio tu mi capirai. E mille cose che ho dentro, mille cose tu sì le saprai. E ti disegno che accanto, ma tanti non ti avrò mai, non ti avrò mai, non ti avrò mai. E perché tanti non ti avrò mai, non ti avrò mai, non ti avrò mai. E perché tanti non ti avrò mai, non ti avrò mai, non ti avrò mai. E perché tanti non ti avrò mai, non ti avrò mai, non ti avrò mai. Perso con In silenzio. E noi, Rossella, ora con la nostra mongolfiera dove andiamo a finire? Torniamo in Italia, andiamo a Bologna, dove troviamo Leila Mattar. Benvenuta a bordo, Leila. Grazie infinite, Eccoci grazie qua. mille, saluti a Buonasera voi. Leila. Buonasera. Allora, Leila Mattar è una traduttrice dall'arabo e ha già tradotto diversi libri, vero Leila? Esatto, sì, ho iniziato, io sono laureata in lingue, in inglese e in arabo e ho iniziato a tradurre un po' dopo essermi laureata. Faccio altro anche, nel senso che ho un altro impiego, ma comunque un posto importante nella mia vita lo riservo alle traduzioni dall'arabo perché l'arabo è molto più, consentitemi di dirlo, sfidante e totalizzante rispetto all'inglese. Per quanto l'inglese sia una Altri lingua pregi, sì. veramente utile, è un passepartout, ma l'arabo, sarà che sono mezza araba forse, è una, mi solletica corde dell'anima, ecco. Ma Come? no, volevo chiederti quanto tempo ci vuole, cioè quanto tempo impieghi per fare una traduzione e se la traduzione tipo ti metti d'accordo anche con l'autore del libro stesso, cioè senti anche l'autore per fare la traduzione? Allora, a me è andata, direi, finora molto bene perché sono tutti autori in vita, quelli che ho tradotto, perché molte mie colleghe fanno traduzioni di autori con i quali, ahimè, non si può più parlare. E per almeno 4 delle 5 che ho fatto ho sempre avuto la fortuna di poter parlare con l'autore, di avere l'autrice. scambi molto fluenti con l'autore che mi ha proprio dato dei dritti, autore e autrice, nel caso di Tahrid. Quindi sì, parlo con loro e cerco di capire, di avere la possibilità, lo reputo un valore aggiunto e è un privilegio da parte mia, quello appunto di parlare con loro e di avere informazioni aggiuntive. E per quanto riguarda il tempo, visto che non è la mia occupazione principale, me la prendo quando posso, davvero comoda. Parliamo, non so, in quest'ultimo caso ci ho impiegato un anno intero, ma
ovviamente previo accordo con la casa editrice. Certo. Ecco, bisogna mettere le cose bene in chiaro, perché è un dettaglio che finisce sul contratto poi, quindi Certo. Sì, no, e credo che sia un lavoro molto complesso. Il fatto stesso che ogni tanto esca una nuova traduzione di un libro ti fa capire esatto. che, no, che versioni sono varie. non è una cosa tecnica, semplicemente tecnica, no? Di tradurre una parola in un'altra lingua. Quindi No, c'è un processo che implica sia la conoscenza tecnica, tecnico-linguistica, quella è indubbio, ma poi anche una conoscenza culturale, perché avviene una commistione, una fusione dei due aspetti che devono essere ben bilanciati, equilibrati, e quando si traduce ovviamente si cerca di non dare non so, l'aspetto, parliamo di traduzione dall'arabo, l'aspetto agli arabi che gli occidentali frequentemente danno, no? Luoghi comuni e modi di vedere l'altro, tra virgolette, un po' stereotipizzati. Questa è la grande sfida. certo, certo. Allora, noi però abbiamo Leila questa sera, molto interessante questo discorso sulla traduzione, però noi ti abbiamo chiamata anche per parlare appunto della tua ultima fatica, che è la traduzione di un libro che in italiano ha come titolo La bambola. Esatto. Sì, in italiano ha come titolo La bambola, in arabo è un po' più esplicito. Di chi è questa bambola? Ok, un po' diverso, sì. È un po' diverso, solo che l'editore non voleva domande, riteneva le domande un po' fuori luogo da usare come titolo. Allora noi, ecco, questo è uno di quei casi, per rispondere a Gianluigi, in cui abbiamo fatto un bel po' di brainstorming assieme all'autrice, no? Per appunto giungere alla conclusione che La bambola poteva essere il titolo esatto, il titolo corretto, anche perché poi questo libro è stato lanciato, presentato alla Fiera del Libro per Ragazzi che c'è ogni anno qui a Bologna, i primi di aprile è stata quest'anno, e quindi si rischiava di andare fuori tempo massimo per poter portare il libro. Quindi sì, La bambola di Tahrir Najjar, proprio due parole, sulla autrice, che è anche la fondatrice della casa editrice Al Salwa Books, che lei stessa ha fondato. Lei è giordana ma di origine palestinese. Scrive lei è insegnante, è maestra elementare, e scrive per bambini da 40 anni, è ormai un'istituzione. Ha scritto libri di qualsiasi tipo, dai libri illustrati ai libri per primi lettori, fino ad arrivare ai libri per young adult, che sono quelli per ragazzi, adolescenti, tant'è che Feltrinelli l'ha messa nella collana app, che appunto è dedicata ai ragazzi un po' più grandi, e scrive in questi libri di temi che riguardano la realtà dell'area, e scrive molto di Palestina. Suo è anche un altro romanzo per ragazzi dal titolo Controcorrente, uscito per Giunti,
editore, in cui racconta la storia vera nel libro la protagonista si chiama Yusra, ma è tratto dalla storia vera di una ragazza di Gaza che si chiama Madeleine Kulab e che a causa di un incidente si trova col padre paraplegico che non può più guidare, andare per mare a pescare, e quindi lei diventa una pescatrice, la prima pescatrice donna di Gaza. E quindi raccoglie pareri favorevoli ma anche molto forti da parte della società Gazawi. Però lei va dritta per la sua strada e alla fine, questo è molto bello, lei diventa una giornalista perché una giornalista straniera la avvicina, ma dice al suo fratellino, che le chiede quando lui potrà imparare a guidare la barca, che sarà presto, ma volendo, se davvero lo desidera, lui può fare qualsiasi cosa. Penso che questa sia una chiusura bellissima e anche un messaggio molto importante e potente nei confronti dell'infanzia. Vedendo invece lei, scusa, questa bambola invece, qual è il tema? sempre la Palestina, però in questo caso diciamo, anziché essere ambientato in un luogo, in un tempo ben specifico, la vicenda si snoda spazio-temporalmente tra la Palestina del 1948 al Libano alla Chicago dei primi anni 2000, periodo in cui si svolge la vicenda narrata. Ecco, questa vicenda vede una generazione di donne, no? Una famiglia su cui ha avuto effetto l'esilio provocato dalla Nakba. Abbiamo la nonna Leila, la figlia, quindi la mamma che si chiama Shadia e la nipote che è Arwa. E le protagoniste principali di questa storia sono Leila, che è la memoria storica della Nakba e di quanto è accaduto in Palestina nel 1948, che ormai è professoressa universitaria ed è già nonna, e che è molto attenta nel tenere, nel conservare l'eredità culturale palestinese e a trasmetterla ai suoi studenti, ma anche ai suoi nipoti, a sua nipote Arwa in maniera particolare, e che al momento al tempo della storia, al momento in cui il romanzo è ambientato, scrive un memoir molto molto doloroso che racconta di quando lei è stata obbligata per salvarsi la vita a lasciare casa sua. Scusi Leila, prima hai pronunciato una parola che abbiamo sentito anche riecheggiare abbastanza spesso in questi ultimi mesi, ma magari così diamo una spiegazione un pochino del significato di Nakba. Nakba, sì, la Nakba praticamente è il termine con cui in arabo solitamente innanzitutto significa catastrofe in arabo, e con questo termine si indicano gli eventi che hanno portato alla distruzione della Palestina nel 1948 e alla nascita dello Stato di Israele. Questo è avvenuto attraverso massacri ed espulsioni della popolazione autoctona palestinese dalle loro
città, dai loro villaggi e dai loro terreni agricoli, da delle milizie paramilitari sioniste, il cui scopo era quello appunto di svuotare la Palestina per poter avere a disposizione un territorio su cui poi edificare lo Stato di Israele. Si può dire che sia in corso tutt'oggi la Nakba, è iniziata allora, ma l'onda lunga di questo progetto, perché c'era un progetto ben definito, si sta allungando, è tutt'oggi sotto gli Certo, anche occhi. perché sappiamo che milioni di palestinesi vivono ancora nei campi profughi che erano stati creati all'indomani del 48 dall'ONU, no? E doveva Esatto. essere una cosa molto provvisoria, delle tende, poi le tende sono diventate baracche, poi le baracche hanno cominciato a essere di pietra, poi le case si sono alzate in altezza e questi campi profughi sono molto popolosi, insomma. C'è come dire, probabilmente nell'immaginario collettivo l'idea che campo profughi sia il campo profughi, quello iniziale, no? La tenda. Certo. In realtà oramai sono in muratura, sono case vere e proprie. E il problema dei profughi e del diritto al ritorno ovviamente rimane. È uno dei punti fondamentali che deve essere risolto per una Sì. Allora, tornando invece al nostro libro, ci sarà anche una presentazione qui vicino al Lido. Scusa, Rossella, non ho parlato dell'altra metà, sarò molto breve. Posso? Ok, prego, sì, dai. La nonna, che è Leila, che ha vissuto la Nakba, e la nipote, che è Arwa, che invece ha 18 anni, fa il liceo, all'ultimo anno di liceo, deve scegliere l'università e che ha questo conflitto interiore perché lei si sente una ragazza americana, in realtà non ha forti legami con la sua cultura d'origine. Se non che va ad una università, va ad una lezione all'università della nonna, ad una conferenza, sente la nonna parlare con fervore della cultura, dell'eredità culturale palestinese e si incuriosisce e si appassiona e questa lezione universitaria sarà il punto di svolta e lei inizierà a interessarsi di Palestina. Ecco, sì, grazie, scusami che... Scusa tu se mi sono dilungata. No, vabbè, è un argomento sterminato e anche molto appassionante, insomma, credo per molti di noi, quindi... comunque stavamo dicendo avremo l'occasione di vedere di incontrare Leila dal vero e anche di ascoltare appunto una presentazione un po' più articolata di quella che abbiamo fatto questa sera e anche ci sarà un aperitivo palestinese al Lido a Malamocco per la precisione. Venerdì 31 maggio alle ore 18 presso la sede del gruppo Bevanda Malamocco, campo chiesa Malamocco, lì in piazzetta Malamocco, insomma, a Venezia. Che è un posto anche molto suggestivo. Sì, molto insomma. bello. Mi ha detto che è molto bello, che c'è un giardino e che insomma, si presta molto agli incontri serali estivi e alle presentazioni. Sono molto ansiosa di andare. Va bene Leila, grazie. Ci hai parlato così di questo libro che adesso cercheremo di
di leggere, perché sicuramente ci riporta un po' a un tema che oggi insomma non possiamo ignorare, ecco perché. Certo, le radici secondo me è fondamentale, perché anche ultimissima cosa, è assolutamente utile ai ragazzini, ma anche agli adulti che vogliono entrare in questa questione che pare essere aggrovigliatissima in una maniera molto soft, con una lettura molto tranquilla, perché la voce di nonna Leila aiuterà loro appunto a entrare e a capire un po' di più questa realtà. Perfetto, grazie mille Leila. Concludiamo. Grazie a voi. Ciao Leila, grazie mille. Ciao, Gianluigi, ciao. Ciao, Buona ciao. serata a tutti. Ciao. E per concludere le informazioni, diciamo che a seguire c'è questa cena palestinese. Per chi vuole prenotare c'è assopaceven@gmail.com con un contributo di 20 euro, poi ci si può fermare lì a mangiare tutti quanti assieme venerdì 31 maggio a Malamocco, in campo chiesa a Malamocco, nella chiesa, nel campo, unico campo che c'è a Malamocco. Bene, grazie mille e vediamo un po', avevo anche il brano, E a presto allora. si parlava di tende, c'era un brano tenda ma ormai non è in scaletta, mettiamo Vorrei di Perso. E vorrei parlarti sempre troppo, dirti che adesso mi giri intorno, e vorrei sapere quello che è in te, sta a non guardarti più, dirti non mi interessa, e vorrei cancellarti dai miei pensieri, sapere che no, non sono sinceri, ma vorrei sapere quello che c'è dentro, ma è finito il tempo e non ne posso più. Ma lo sai, non so guardare in uno specchio qualcosa che avevo e che ora non ho più. Ma lo sai, non posso stare un'ora sveglia a guardare il tuo riflesso e non vederti più. Ma lo sai, vorrei capire quello che c'hai dentro, ma è finito il tempo e non ne posso più. Ma lo sai, mi sono addormentato in mezzo a un prato, mi sono svegliato e tu non ci sei più. Ma non voglio sapere quello che hai in testa, mi distruggerebbe ancora di più sapere che cambierai ma non sarai la stessa. Mi cerco in una festa o nella TV, vorrei soltanto capire quello che mi resta, se mi ami ancora non mi vuoi più. Ma vorrei sapere quello che c'è dentro, ma è finito il tempo e non ne posso più. E prenditi lo zaino che forse partiamo, e prendi la mia mano da che segniamo tutte le cose che sono già passate ormai, non te le ricorderai. E prenditi lo zaino che forse partiamo, vorrei prendere la tua vita dentro la mia mano, vorrei sapere che tu ci sarai per me lo stesso, ma questo ormai è diverso. Ma lo sai, non so guardare in uno specchio qualcosa che avevo e che ora non ho più. Ma lo sai, non posso stare un'ora sveglia a guardare il tuo riflesso e non vederti più. Ma lo sai, vorrei capire quello che c'hai dentro, ma è finito il tempo e non ne posso più. Ma lo sai, mi sono addormentato in mezzo a un prato, mi sono risvegliato. Ma lo sai, non so guardare in uno specchio qualcosa che avevo e che ora non ho più. Ma lo sai, non posso stare un'ora sveglia a guardare il tuo riflesso e non vederti più. Ma lo sai, vorrei capire quello che c'hai dentro, ma è finito il tempo e non ne posso più. Ma lo sai, mi sono addormentato in mezzo a un prato, mi sono svegliato e tu non ci sei più. Perso con Vorrei, con l'ultimo suo brano, il suo lavoro Non parlerò più d'amore, lo potete trovare, è uscito il 10 maggio su tutte le piattaforme, ormai si dice liquide, in rete. E di musica
come avete sentito, è un autore giovane, musica italiana. Passiamo alla musica che ci sarà a Cavallino Treporti a luglio. Con noi abbiamo due ospiti insieme: Alberto Ballarini, assessore alla cultura e alle tradizioni locali del comune di Cavallino Treporti. Buonasera Alberto. Buonasera Gianluigi, buonasera a tutti. Bentornato. E David Boato, musicista di fama internazionale. Buonasera David. Buonasera, se trovo la luce poi. Non era una battuta di fama No, internazionale, era caspita, una no? descrizione. Allora, E anche la fame internazionale. anche la fama è internazionale. Bene, dopo questi convenevoli con del lei, adesso vi do del tu perché Ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti. Allora, abbiamo chiamato David perché è l'artefice del Litorale Jazz Festival che sarà Io mi sento un co-artefice, dai. vabbè, insomma, diciamo che è l'artefice artistico, va bene, del Litorale Jazz Festival, patrocinato, insomma, anche voluto dal comune di Cavallino Treporti, con Alberto che è l'assessore che ci dà una grandissima mano per questo. Sì, che dire, è un grande orgoglio poter parlare del futuro Litorale Jazz Festival, perché sostanzialmente la cultura, specialmente oggi, è uno degli aspetti importanti che fa crescere la nostra società, che fa crescere le nostre associazioni, che ci fa vivere il territorio in maniera completa. E quindi poter avere Gianluigi, la rete, David Boato, che anche quest'anno propongono questo Litorale Jazz Festival, è senz'altro una grandissima soddisfazione per un assessore alla cultura, perché ti fa, come dire, vedere sostanzialmente due importanti cose. Una, quella che le associazioni del nostro territorio e le persone del nostro territorio sono molto attive per poter fare dei momenti di cultura di altissimo livello, e penso che sia David che Gianluigi tra poco ce ne parleranno, ma anche per un altro motivo, perché questi momenti in piazza, ecco la bellezza di essere fuori in piazza, raccolgono tante persone e quindi danno la possibilità da una parte di godere di questi momenti di alta cultura e dall'altra anche di poter stare assieme, di poterli condividere assieme questi momenti. È chiaro che ascoltare un brano con la cuffia piuttosto che in camera da letto ha un significato, invece condividere un'emozione, sentire questi grandi musicisti in piazza, stando assieme, convivendo come comunità questi momenti, ecco, questo è un bellissimo obiettivo per la cultura del nostro territorio. Bene, siamo contenti che anche il comune, l'assessore, insomma, penso, no, siamo già ormai giunti alla quarta edizione È la quarta edizione, sì. quarta edizione, e sta salendo sempre progressivamente, sempre di livello, no? E non solo di livello, ma anche di giornate. Giorni. Esatto. Bravo. Di giorni. Di giorni. Sì, di giornate. Di giornate. Cominceranno e terminerà la domenica, che se non sbaglio, che giorno è la domenica conclusiva? Allora, il 28 luglio. Poi abbiamo anche una piccola appendice che è il 4 agosto, dove suoneremo in Piazza Treporti, che l'abbiamo inserito ed è sempre dentro al Litorale Jazz Festival, anche se è distante sia di giornate che anche di luogo, ma non proprio tantissimo lontano, insomma. E appunto partiremo con il lunedì 22 luglio, sempre in piazza a Cassavio, piazza Papa Giovanni Paolo II, con un trio, no?
Sì, con il trio di Rita Bincoletto insieme a Dario a Diego Vio, scusa, Max Trabucco alle Max Trabucco, e percussioni, con ospite il trombone. Beppe Calamosca, che è un trombonista sempre di Veneto, anzi in realtà di adozione veneto, ma che ormai vive qua a Bassano da 40 anni, forse di più. Sì. Non voglio dire quanti anni ha, che magari si offende. Però ha suonato con dei giganteschi nomi del jazz mondiale, oserei dire, perché è stato nella big band di Carla Bley, ha fatto, adesso il suo curriculum non ce l'ho sotto mano, mi tocca andare a memoria, però ha un notevole... Sì, ha un palmarès non da poco, insomma, no? Sì, stiamo parlando di un personaggio pazzesco, poco conosciuto, nel senso che non è uno che pensa ai media o a farsi vedere che suona di qua di là, però lui pensa a suonare, che sono le lui cose pensa a suonare, suona da paura, che ci piacciono. Suona il trombone e la fisarmonica. Trombone fisarmonica, che in questo progetto mediterraneo di Rita Bincoletto Duende si sposa moltissimo, sentirete insomma. Esatto. La fisarmonica nel jazz sono già curiosa. Ok. La fisarmonica nel jazz abbiamo tanti esempi, in realtà, a parte l'argentino Piazzolla, che insomma suonava musica sua, ma insomma l'improvvisazione era parte del suo linguaggio. Ma poi abbiamo, che ne so, Richard Galliano, che è un fisarmonicista francese incredibile, ma poi ne abbiamo tanti altri, insomma, più l'armonica cromatica che la fisarmonica. Però questo progetto in particolare, che va a pescare dalla cultura greca come quella spagnola, col jazz, diciamo, chiamiamolo jazz di contaminazione. Ecco. Direi che ha tanti spunti per cui la fisarmonica, più che il trombone, probabilmente trova un suo spazio, ma anche il trombone naturalmente. E chiaramente è contaminato dal jazz, cioè è jazz contaminato da musica mediterranea, diciamo. Ecco. Certo, questa è la prima serata. Seconda serata abbiamo un trio padovano, dei Swing Peppers, con Fulvia Lopez alla voce, Enrico Benvenuti al sax e Paolo Mason alla chitarra. Anche qui c'è una scelta, insomma, anche del territorio, no Paolo David? Sono il sostituto. Sì, scelta sul territorio, cioè scegliamo gruppi del territorio in generale, no? Questa cosa qui di Fulvia Lopez poi è stata una proposta tua, mi sembra, sì. che comunque insomma, porta avanti una personale visione dello swing, dell'epoca dello swing. Ha anche avuto porta avanti anche altri progetti, certo, che tipo questi con i chitarristi, come si chiama quello stile? Un momento di serale di svuotamento del cervello, per cui faccio un po' di fatica. Ho bisogno del suggeritore, del gobbo. Povero. No, quello che volevo dire era che abbiamo cercato di dare un titolo a ogni serata e a cercare di caratterizzarla un attimino, no? Caratterizzare un attimo la serata per variare anche un po', insomma, per fare, certo, sì, per dare vari spunti, no, del jazz, in che le varie modalità che si può ascoltare, si può suonare, che si può sentire. Esatto, per cui questa qui è dedicata allo swing, la serata precedente appunto alla musica balcanica, musica mediterranea,
E faremo anche prossima volta anche faremo quella balcanica che è carina. Sì, Assolutamente sì, anche quella. Sì, vi prego. Esatto. E La terza serata è un po' Fusion, l'abbiamo chiamata diciamo Jazz Fusion Night, che è una seratina di musica, perché il concerto con Paolo Donà alla tromba, Paolo De Col sax al tenore, aspetta che la metto che così chi vede può leggere. Giampaolo Todaro alla chitarra, Marco Fantinato al basso, Lorenzo Terminelli alla batteria, e questo fa, diciamo, un po', abbiamo scelto un gruppo che faccia un attimino da apripista, perché il mercoledì, Assessore, no? A luglio partiranno il mercoledì anche il cinema all'aperto. Le serate di... Esatto, che sono ormai anche queste, in realtà sono ad un numero di edizioni ben maggiore rispetto al Litorale Jazz Festival, ma è una ormai delle usanze del nostro territorio. Anche qui interessantissimi i titoli, perché non sono film che normalmente trovi sulle varie piattaforme che adesso sono popolate di un sacco di film, ma sono dei titoli particolari, e quindi ben si sposa anche con il percorso del Litorale Jazz Festival. Sì, in effetti ho scelto, mi do ho scelto questo film documentario, visto che anche prima si parlava di film documentari. Ti ho anche un po' messo lo zampino io in questa scelta. Beh, certo, è chiaro che, ma inserirla anche nella rassegna cinematografica, che siamo al 20° anno, ho perso anche il conto. Roundabout Mestre, che è un film documentario sulla storia del jazz a Mestre, Venezia e nell'Interland della provincia. Sì, è anche dedicato al periodo degli anni 70, diciamo 80. Esatto. I registi sono Giorgio Bombieri e Bibi Bozzato. Esatto. Che è un bel documentario in bianco e nero, molto bello. Molto meraviglioso, bello. Anche perché ci sono anch'io. Molto bello, che appunto abbiamo aspettato, poiché i film saranno proiettati alle 9:30, perché a luglio incomincia a far scuro tardi, no? Diciamo, e quindi abbiamo pensato di aprire appunto con un concerto di una durata e poi partire con il film, con il regista, che sarà presente anche il regista in piazza, quindi dopo alla fine chi vuole può fare anche delle domande, insomma può dialogare anche con il regista. E appunto tratta un po' la vita musicale degli anni 80 col Comune di Venezia, che ha dato vita anche al suono improvviso, no? A questa realtà che è tuttora presente e che ha dato tanti musicisti, no? Assolutamente sì, poi insomma tutto un periodo di fermento creativo che parte un po' anche dall'entroterra, oltre che dal Comune di Venezia, perché ci sono personaggi che arrivano un po' da fuori. Insomma, diciamo che un momento di grande creatività e di tanta voglia di mostrare, di trovare lo spazio per il pubblico, anche non per il pubblico, ma per presentare al pubblico questa creatività. Esatto. Quindi cose veramente, in quegli anni ho sentito di tutto e il contrario di tutto. E non raccontiamo, perché sennò... non raccontiamo, sennò il film a cosa serve. Esatto. Quindi passiamo al giovedì con
Matteo Sansonette Organ Trio, un Sì. Blues Night E forse jazz. non abbiamo nominato l'artista, a Giorgio l'hai nominato? Sì. Sì, 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 sì. Ah, sì, no. Beh, scusa che sono stanco. Eh, eh, Allora, Sansonetto che è, diciamo, litoraneo. Sì, beh, a parte che Sansonetto è uno iesolano di Esatto. nascita. E è uno iesolano di nascita apprezzato in tutto il mondo. Lui fa tournée anche negli Stati Uniti, suona con ospiti americani spesso e quella è la notte dedicata al blues, diciamo. Sì. E insieme a lui voglio sottolineare Pietro Taucher, che è un tastierista che anche lui ha suonato tanto negli Stati Uniti, in Giamaica, è stato tantissimo tempo in Giamaica, ha suonato proprio, era uno di quelli che suonava il blues insieme ai neri, per capirci, negli Stati Uniti, ma anche in Italia. Infatti un paio di serate pazzesche che abbiamo fatto insieme, le abbiamo fatto con il batterista e l'organista, due organisti, cioè sia Pietro che l'altro organista. Adesso mi sfuggono i nomi, ma erano del gruppo di Bridgewater, per capire. Erano in tournée qua, quando hanno saputo che erano da queste parti sono entrati in contatto con Pietro, cioè Pietro è uno di quelli apprezzatissimi da quelli dai puro sangue. Dai pure sangue del blues, ecco, per capirci. Certo. E infatti anche lui è un puro sangue, gira con l'organo Hammond, che solo per portarlo via ti ci vuole un esercito, una macchina apposta, perché è enorme, insomma, vedrete quella serata lì. Marco Campigotto, grandissimo batterista, anche lui. E anche Danilo Scaggiante, il sassofonista, che al momento è in tournée negli Stati Uniti. Ospite, che al momento è in... Scaggiante, dicevo ospite Scaggiante, appunto dicevi che adesso è negli Stati Uniti, ma a luglio verrà da noi, insomma. Assolutamente sì, a meno che non perda l'aereo. Comunque sta suonando negli Stati Uniti, è anche lui nel rhythm and blues è uno dei più gettonati, per cui insomma una serata dedicata al blues e a tutto quello che è. Passiamo verso il fine settimana col 26 luglio, mi pare che sia venerdì, siamo arrivati al venerdì con il Jazz Latin Brazilian Night. Cioè, sì, la esatto. notte dedicata al Latin, al Brazilian e al jazz in generale, con il quartetto di Maria del Rovere. Maria del Rovere, musicisti eccezionali, sì, abbiamo Daniele Labelli che è già stato con noi, che è un pianista eccezionale, sì. E Andrea Zuliani al contrabbasso e Paolo Prizzon alla batteria. Esatto. Anche questo, insomma, l'abbiamo tenuto verso il fine settimana, perché verso il fine settimana si arriva alle parti clou del festival. Sì, cioè almeno veramente, forse anche io lo trovo abbastanza omogeneo, Sì. come, a parte qualche lancio verso il pianeta delle 12 lune, sì, verso Marte, perché abbiamo un fuoriclasse d'eccezione quest'anno. Certo, esatto, che lo teniamo alla fine. Esatto. Come lo scorso ma anno, tutti sono... Sì, ma è chiaro che sono tutti, che facciamo un po' di scena, anche così, tanto per certo. creare un po'... Facciamo il teatro in radio. Ascolta. Esatto. E allora, lo scorso anno ha funzionato bene anche il discorso delle classi di jazz, no? Avevamo il dipartimento, diciamo, di Padova con Tonolo, se non sbaglio, sì, e quest'anno Marcello Tono. hai chiamato
la classe jazz, diciamo, di Venezia, del Benedetto Marcello di Venezia, del conservatorio. Esatto. Quindi Matteo Alfonso, che è un pianista eccezionale, tra l'altro devo suonarci in quartetto venerdì a Bologna. Ed è un pianista eccezionale che per fortuna ha preso in mano le redini del Dipartimento Jazz del Conservatorio di Venezia. No, per fortuna, nel senso che finalmente qualcuno dei nostri, che sai questa cosa che nessuno è eroe in patria, invece lui, sì. a lui veneziano doc, insegna e dirige il Dipartimento di Jazz del Conservatorio di Venezia adesso. Per cui c'è lui, ci sono una serie di allievi, un paio di ex allievi, un paio di allievi. Dimmi tu i nomi, perché io sono sì, allora abbiamo sono Noemi Chimirri, cantante, voce, Stefano Ottogalli alla chitarra, e appunto Matteo Alfonso all'organo e al piano, e Sergio Bolognese alla batteria, e abbiamo anche l'ospite Alberto Vianello al sax tenore, che l'abbiamo anche sentito qui in una edizione con l'Angela Milanese, se non sbaglio, no? Esatto, sì. Alberto, un altro pezzo importante del panorama diciamo veneto, per cui anche quest'anno riesce a fare la sua capatina. Bene, e questo è il sabato. Alla domenica, conclusione del festival, abbiamo, vieni a suonare tu? No? Suoni anche Esatto. tu? Sì, finalmente. Scherzo. Allora, con chi suonerai? Visto che io ho un po' inflazionato in queste edizioni, cerco sempre almeno di proporre una cosa completamente diversa da quella fatta la volta precedente. Per cui questa volta qui suoniamo con Ricky Quagliato, che è un favoloso batterista, uno dei più giganteschi batteristi che abbiamo in Italia, e Blake Franchetto, che è uno dei più incredibili bassisti che abbiamo in Italia. Entrambi, la ritmica diciamo che è inusuale, perché a parte, allora, Blake lavora tantissimo con questo gruppo che si chiama Savannah Funk, ma ha suonato anche con Gianluca Petrella, ma con una valanga di altri musicisti pazzeschi. Mentre Ricky Quagliato, oltre che batterista, è anche produttore discografico, per cui intanto lavora con nomi grossi della canzone italiana, per esempio Gianni Morandi, ha fatto gli ultimi tour con Gianni Morandi e ha fatto Sanremo, insomma è ha fatto la trasmissione quella con il molleggiato, com'è che si chiama? Celentano, sì, ha fatto quella trasmissione che avevano fatto televisiva qualche tempo fa, dove lui suonava con Celentano nel gruppo di Celentano, insomma, per cui ha tutte queste contaminazioni un po' pop, diciamo, però di una creatività incredibile, e riesce a entrare tranquillamente anche nel mondo del jazz e della musica creativa, più jazz pensato al jazz come jazz elettrico, diciamo, per cui l'estrazione è un po' quella di, che ne so, l'eredità di Miles Davis, piuttosto che i Weather Report, piuttosto che vari altri musicisti di quel tipo lì, cioè del jazz rock, diciamo, degli anni 70, già anni 80, dove però viene inserito appunto uno dei più, probabilmente dei più importanti pianisti a livello mondiale, oltre che a livello nazionale, che è un mio carissimo amico, per cui viene veramente a farci un grande favore. Ci fa proprio un grande regalo.
un grande regalo, ecco, volevo dire regalo più che favore. Però anche, insomma, mi fa molto piacere averlo tra noi, ed è Antonio Faraò, Esatto, sì. con Cioè, il quale da piccolo suonavo e abbiamo mantenuto i contatti, per cui sono Che riuscito bello, da piccolo. esatto. Cioè, a abbiamo, coinvolgerlo in abbiamo questo un progetto. personaggio, no, non da poco, insomma, Non assessore, solo abbiamo un personaggio assessore, incredibile. siamo riusciti, cioè David è riuscito a portare un personaggio di fama super internazionale, come si può dire? Cioè, sì, abbiamo, che ne so, il pianista Herbie Hancock, che parla bene lo considera un gigantesco pianista e un musicista di una creatività eccezionale. La cosa incredibile è che Antonio normalmente suona jazz cioè non tradizionale, ma jazz mainstream, diciamo, cioè lavora sulla jazz acustico, mentre in questo contesto suonerà in maniera un po' diversa da quella a cui è abituato e che propone normalmente, perché appunto l'abbiamo inserito in un contesto di jazz elettrico, anche seppure col pianoforte acustico, ma con brani di quell'estrazione lì, ecco, per cui sarà interessante sentirlo in questa veste completamente diversa da tutte le altre. Sì, e quindi diciamo si chiude il festival, diciamo alla grande, no? Possiamo dire, sì, insomma, super grande. Alla grandissima. Sì. Allora io E parlo invece per no, gli spettatori, posso parlare per gli spettatori? come, sì. Un grazie gigantesco da parte degli spettatori, perché dal programma che avete appena così presentato, anche quest'anno saranno gioie, ecco, senza dolori, saranno serate di gioia, di allegria, di felicità, devo dire. Gioie e motori. Posso usare questa parola. Ogni tanto bisogna anche usare questa parola. Quindi grazie per tutto lo sforzo che immaginiamo gigantesco, anche perché c'è questo proverbio che dice che non si fanno le nozze con i fichi secchi. No, qui non è che avessimo proprio i fichi secchi, ma quasi, nel senso che temo che non sono entrata assolutamente nell'aspetto neanche organizzativo, temo che le risorse a disposizione non fossero proprio illimitate, diciamo. Ecco. Le risorse, quelle che abbiamo, le consumiamo sempre tutte. E ne cerchiamo anche di nuove se qualcuno ci vuole offrire qualcosa, noi ci siamo, insomma, non diciamo di no. Quindi le risorse, gli sponsor sono benvenuti. Purtroppo sentivo male adesso, per cui non ho capito bene il discorso che hai fatto. Però ho capito, vai, era un modo per invitare gli sponsor a essere generosi, perché insomma sì. È veramente una rassegna di altissima qualità e è partita un po' come una scommessa, 3 serie se non ricordo male il primo anno, sì, esatto, e anche un po' ma vedremo, insomma un po' come un'avventura così, e invece è cresciuta ed è diventata una cosa meravigliosa che adesso, ragazzi, mi dispiace per voi, dovrà andare avanti nel tempo, quindi e grazie anche all'assessore naturalmente, perché insomma anche il contributo del comune e l'interesse del comune è molto importante dal punto di vista pratico e anche dal punto di vista morale. Devo dire che il lavoro più importante lo fanno Gianluigi e Alberto e te naturalmente. Cioè... No, io non faccio proprio niente purtroppo. No, Davide, è un lavoro di squadra. Allora se lavora la squadra vincono tutti, se manca un elemento della squadra è chiaro che il fallimento è di tutti, quindi veramente è preziosissima la collaborazione di tutti, la collaborazione di Davide dal punto di vista artistico, poi con Gianluigi, insomma
sono veramente dei risultati che prendono vita grazie a un lavoro di squadra che mette assieme le competenze di tutti. Dico, solo così si può, non con i fichi secchi, ma con poche risorse, avere delle realtà che in altri territori richiedono molte più risorse per poter essere fatte. Quindi veramente qua vale proprio la pena di fare un applauso alla squadra di lavoro. No, quello senz'altro riusciamo riusciamo a fare L'applauso ai tecnici. a fare qualcosa, però appunto se siamo sempre alla ricerca di altri fondi un po' di più, perché insomma c'è da sistemare anche la logistica, i musicisti, Certo. sono 37 musicisti su questo festival, quindi e adesso devo dire che finora tutti quanti si sono trovati bene, abbiamo sempre dato un'ottima anche qualità dal punto di vista della logistica, dell'ospitalità, bravi, dell'ospitalità ai musicisti che vengono, che arrivano. Noi ce la mettiamo tutta e tu sei bravissimo su questo, per cui voi siete bravissimi, insomma. Scusa che siete una squadra. Ci diamo da fare, insomma, a fare quello che si può, insomma. E concludiamo, diciamo che suoniamo anche noi domenica 4 agosto Esatto. in piazza Tre Porti con la nostra City Bandland che poi che specifico che è il Cavallino Tre Porti Bandland. Sì, esatto, è proprio la band del land, territorio. no? È la band del land. Esatto. E adesso devi dire i nomi di tutti, perché abbiamo detti di tutti, per cui di anche gli allora abbiamo Cristina Cataldo alla voce, Paolo Donà alla tromba flicorno, Antonio Ferro trombone, Marco Cimolino alla tromba, Massimo Costantini al sax, Renzo Onesto alla fisarmonica, Marino Durante alla chitarra, ci sono io, Gianluigi Bergamo al contrabbasso e Mario Bigliaccio alla batteria. E vabbè, noi lo facciamo perché ci divertiamo a passare il tempo, a suonare, è sempre bello suonare, libera la mente, libera tutto, insomma, suonate che fa sempre bene. Bravo. Esatto. E come vedete, comunque anche ascoltare fa bene. Sì, certo, anche ascoltare va bene. Come vedete anche quest'anno abbiamo inserito il Q-Code che insomma qualcosina lo scorso anno ha fatto, ha aiutato, speriamo che aiuti anche quest'anno. Faccio anche un'altra pubblicità, non ho l'immagine, ma comunque per chi della zona, ma non solo della zona, perché in tutta Italia c'è il supermercato MD. Se superate le 30 euro quando fate la spesa, alla fine dello scontrino viene fuori un Q-Code. Ecco, inquadrate il Q-Code, vi scaricate l'applicazione, inquadrate il Q-Code, donate all'associazione La Rete e ad ogni scontrino ci viene €1 all'MD e tramite una fondazione dà alle associazioni €1 per ogni scontrino scansionato. Quindi anche questo è un modo per darci una mano e per aiutare insomma quello che facciamo. Va bene ragazzi, grazie per questo lavoro enorme, si preannunciano serate meravigliose e quindi grazie mille. Ecco, qui prendo meglio. Oh, ecco qua. E basta, questo è tutto il nostro festival, insomma. Beh, insomma, basta. Direi che è un programma di tutto rispetto, sia per il livello, sia per il numero di musicisti che arriveranno. È anche un modo per far conoscere così una striscetta di terra fra mare e laguna che magari non è molto conosciuta, quindi
queste star internazionali che rimarranno ammirate dai nostri luoghi qua dalla laguna. E anche quelli che verranno a vederle, le star E internazionali. anche chi verrà a vederle, esatto, perché insomma sta diventando una rassegna di dimensioni, anzi, di livello, insomma, che vale anche la pena magari di fare un weekendino, di spostarsi un attimo, di stare 2 o 3 giorni in una località di mare e ascoltare della musica veramente molto molto buona, ecco, che non è tanto facile. Volevo dire anche che è stato difficilissimo e abbiamo dovuto scartare un sacco di gruppi perché proposte ce ne sono a bizzeffe e ci dispiace per tutti quelli che non siamo riusciti a inserire e cerchiamo di inserirli in altre situazioni. Sì, devo dire che con tutte le richieste avute facevamo 3 festival, no? Infatti. È un bellissimo segnale questo comunque, no? Sì. Come dici? Un bellissimo segnale, un segnale di vitalità, Ma poi anche con le proposte che ci sono in giro, anche se non ci hanno contattato direttamente, anzi a me piace di più andarle a cercare che essere contattato dalla proposta, però comunque ci sono tantissime proposte di persone, musicisti fantastici che hanno cercato cioè non hanno cercato di contattarci, ma avremmo voluto averli tra gli ospiti delle serate. Insomma, il prossimo anno. Quindi capisco che il prossimo anno avete già dei mattoncini pronti. C'è una graduatoria in attesa. Anzi, fra un po' faremo la trasmissione radiofonica sul festival dell'anno successivo. No, che ci fai venire, no. Lasciaci godere questo prima. Direttamente. Vabbè. Va bene. Sciocchezza. Grazie mille Davide. Grazie Davide, Assessore. grazie Assessore Alberto. Puoi concludere con... Grazie a tutti voi. Bon. Grazie e adesso stiamo aspettando questo 22 luglio e fino al 28 luglio e come sempre ormai da quando sono assessore Gianluigi festeggeremo il mio compleanno assieme. È vero, è vero. Il 28 luglio. Dobbiamo suonarti tanti auguri. Esatto, dobbiamo portare una torta. Quest'anno porteremo la torta. Quest'anno portiamo la torta e suoniamo Happy Birthday con i musicisti che ci sono. Da ricordare cosa non da poco, che non saranno annullate nessuna delle date, perché se il tempo non è buono, noi lo faremo in sala teatro che è lì appiccicata a 3 metri dalla piazza. Quindi tutte le date vengono fatte e non l'abbiamo detto, ma siamo orgogliosi di dirlo, che tutti i concerti, tutte le date sono ad ingresso gratuito. A noi piace questa cosa qua. Assolutamente. È importantissimo da dire. Infatti, chissà se siamo preparati a un paio di affluenze un po' più grosse del solito. Sì, questa è anche una bella magia, questa dell'ingresso gratuito è una bella magia, che riuscite a fare. Sì. Allora, io sogno di vedere persone in piedi, ma credo che ci arriveremo presto. Va bene. Quest'anno potrebbe essere l'anno. Sì, sicuramente. Grazie a tutti. Grazie a voi. E niente, volevo mettere un brano di sentire Farao che suona assieme l'ho perso. Datemi una mano a parlare finché lo trovo. Ti è emozionato Luigi. D'eccezione che suona il trio adesso ti dico, trio Mariacca. Eccolo qua, l'ho trovato, lo faccio partire e ci sentiamo Farao e poi torniamo in studio. Tra l'altro Antonio Farao ha appena partecipato. Sì, vai. Antonio ha appena partecipato al Festival di Vicenza
tra Hurricane e svariati altri musicisti, pianisti, hanno fatto tutta una serie di concerti incentrati sul pianoforte, e niente, c'erano fior di musicisti eccelsi, e tra cui Antonio. Bene. E questa è la conferma che insomma che saremo Stiamo molto parlando di uno dei fortunati più importanti quest'estate. festival italiani, se non addirittura europei o mondiali, per cui ecco, giusto per capire. Bene, grazie cosa David, succede. ci sentiamo presto, grazie ad Alberto e sentiamoci Antonio Farao. Ciao. Ciao.
Bene, abbassiamo un po' la musica di Antonio Faraò per ritornare nella nostra mongolfiera. E Rossella, abbiamo il nostro solito consueto messaggio di Sami Abu Omar, Sì, che si è spostato, è fra gli sfollati, anche lui è fra i tantissimi, di 800.000 persone che si sono spostate da Rafah e sono andati dove hanno potuto. Così leggevo anche di molte famiglie che si sono dovute dividere, nel senso magari le donne negli appartamenti, i maschi nelle tende, perché comunque non ci sono strutture da nessuna parte. E adesso insomma sentiremo anche il racconto di Sami. Sono tornati, ma sono tornati a dove c'erano le loro case, ma adesso non. E tra l'altro anche tutti i servizi, acqua, fognature, eccetera, non ci sono più. Non c'è l'elettricità, ma su questo leggevo, infatti mi chiedevo come mai adesso non si parla più tanto, così tanto, perché nel frattempo sono arrivati tantissimi pannelli solari e stanno aiutando molto in questo senso, anche nella vita domestica, insomma, nella vita quotidiana. Purtroppo è mancata una sorella di Sami stamattina. Non ho particolari, ma sinceramente mi pareva anche un po' stupido chiederlo, nel senso che potrebbe essere finita sotto le macerie di una casa, oppure anche se uno si ammala, comunque non ci sono più gli ospedali, sono rimasti credo 2 o 3 ospedali funzionanti, insomma, per 3 milioni di persone. Quindi non arrivano farmaci, moltissimi farmaci non vengono fatti entrare, oppure scadono perché appunto non ci sono i frigoriferi. Adesso hanno cominciato ad avere dei frigoriferi con i pannelli solari, o comunque i camion con i farmaci sono bloccati, perché adesso i camion sono di nuovo completamente bloccati in Egitto. Nel frattempo abbiamo visto che gli americani hanno completato questo molo galleggiante che hanno costruito anche molto velocemente, una cosa carissima, hanno investito veramente molti soldi, però serve per il nord di Gaza e quindi insomma la situazione è veramente drammatica. So che l'abbiamo già detto tante volte, certo. ma purtroppo è così. Ecco, allora, ovviamente ci sono le nostre condoglianze a Sami da parte di tutti noi e sentiamo un po' il suo messaggio. E non è partito, aspettate un attimo perché sempre vediamo se così parte. No, non parte, devo cambiare un attimino immagine così, e così vediamo se così parte. Sì, situazione qui soprattutto a Gaza, non troviamo dove in tutta la striscia di Gaza, sia a Gaza City che al nord, a Khan Yunis, a Rafah, in tutta la striscia la situazione è sempre più grave. Continuano i massacri, continuano i bombardamenti, non sono smessi mai. E poi sono praticamente da quando sono entrati da Rafah sono fermi tutto l'aiuto umanitario, non entra niente, tutto zero. Perché il valico di Rafah è sotto il controllo israeliano, anche Kerem Shalom è sotto il controllo israeliano. La roba che arriva dall'Egitto, l'Egitto non lo fa passare perché non vogliono collaborare con le autorità israeliane che sono al valico di Rafah, vogliono ritornare l'autorità palestinese per lavorare insieme a loro. E qui ci sono tanta gente che sono cominciate a ritornarsi alle proprie maciere di casa, soprattutto al sud, a Khan Yunis, praticamente anche Deir el-Balah, la gente sta ritornando, però non trova niente, non ci sono infrastrutture, non c'è l'acqua, però scappano da Rafah perché ci sono altissima concentrazione della gente, perché soprattutto dopo l'ultima invasione, che sono diciamo quasi 17 giorni fa, sono evacuati circa 800.000 persone, sono arrivate soprattutto queste persone sia a una parte di ovest di Rafah che a Khan Yunis,
e anche nelle altre zone praticamente sottonucleari di Gaza, soprattutto al centro della striscia di Gaza, zone di Erbala, Nusayrat e queste. E c'era una grande sofferenza tra la popolazione, soprattutto di fame, perché mancano, come abbiamo detto, sono 17 giorni, non entra niente, zero alimenti, zero. L'unica cosa sono entrati, praticamente sono entrati 2 volte tramite praticamente questo porto galleggiante, però rimangono queste cose, rimangono nella Gaza City, non arrivano al sud, alla striscia di Gaza. E speriamo che la situazione migliorasse ancora, e la gente ha perso la speranza del cessate del fuoco, delle tregue, non si parla più. E la grande sofferenza e il prezzo che pagano più sono i bambini e le donne, perché sono praticamente la parte più debole della società. Ma soffriamo tutto, anche noi uomini grandi, perché siamo uguali, non abbiamo niente. E niente, è una situazione sempre più grave. Cerchiamo di resistere e andiamo avanti, ma il mondo praticamente ha tradito tantissimo, perché non sono cambiate le cose, anche con tante manifestazioni e tutto quanto, però le cose sono rimaste come sono. Ecco qua, mentre abbiamo sentito la desolazione di Sami, appunto, che nonostante siano passati tutto questo tempo non è cambiato assolutamente nulla dall'inizio. È solo peggiorato, Esatto. E fra l'altro volevo dire che una persona è un medico veterinario italiano che però risiede e lavora in Gran Bretagna e aveva fatto il volontario a Gaza, ha lanciato una sottoscrizione per la famiglia di Sami, perché Sami ha perso tutto come moltissimi altri. Lui aveva un allevamento di polli e aveva 100 alberi di ulivo. E adesso non ha più né l'una né l'altra cosa e ha giustamente, insomma, delle figlie da far studiare, da mandare a scuola, e quindi dopo magari metto sotto il link. Certo. Vanno bene anche cifre molto piccole, perché ognuno... tante cifre piccole fanno una bella cifra. Sì, vero. Esatto. E credo che sia sicuramente è un aiuto dal punto di vista economico, ma credo che sia anche per loro sentire di avere delle persone vicine, e sono tantissime le persone che sono vicine, anche in tanti modi, insomma lo vediamo in giro per il mondo, quindi... Va bene. Allora, prima di concludere, diamo anche un'altra notizia dove c'è Radio Nostra. Venerdì prossimo, 24 maggio, al Centro Civico di Cassavio, Radio Nostra partecipa al Festival delle Tre Acque, organizzato dall'Associazione Tra Mare e Laguna, qui a Cavallino Tre Porti, e appunto venerdì 24 maggio c'è Dall'Antartide alla Laguna. Qualcosa in comune è il titolo di un incontro con Elena Barbaro, ricercatrice del CNR, e che ci racconterà, insomma, dall'Antartide una storia sull'ambiente, il clima e gli inquinanti emergenti nella laguna di Venezia. Sono stati fatti lo scorso anno, sono stati ricercati degli inquinanti all'interno della laguna, e così Elena Barbaro ci racconterà che cosa hanno trovato. Domenica questo lo riprenderemo, poi sarà anche in rete, e mentre domenica 26 maggio ci sarà una biciclettata, partenza alle 9:30 da Piazza Cavallino lungo la pista del Casson, e si arriva alle valli del Cavallino e rientro nuovamente a Cavallino dopo una corsa di 11 km. Visita guidata, insomma, per le altre informazioni guardate la pagina di Tra Mare e Laguna o guardate anche quella di Radio Nostra. E abbiamo finito con questa parte culturale. Abbiamo finito.
abbiamo e finito in tutti i sensi. sospendiamo perché ci sono tante altre attività da organizzare, No, ma sì, appunto, non vi abbandoniamo però fino all'autunno, ogni tanto no. torneremo. A volte Avete ritorno. ascoltato il giro del mondo in 80 giorni, a E cura quindi di Radio state Nostra. sintonizzati. Chi si sente proprio solo e ha tanta nostalgia può riascoltare qualcuna delle bellissime Certo, puntate esatto. che abbiamo realizzato. fatto. Grazie, devo dire, ecco, ai tantissimi ospiti Sì. che abbiamo avuto, molto interessanti, molto disponibili. Ogni tanto ci chiediamo, ma glielo chiediamo, noi ci proviamo, no? Certo. E tutti ci dicono di sì, ecco. E questo ci fa piacere, insomma. Certo. Quindi niente, appunto, state un po' sempre sulle nostre pagine social, sul sito, per vedere cosa facciamo, perché noi durante l'estate faremo sempre qualcosa. Appunto, abbiamo il Festival del Jazz, c'è il cinema, c'è il karaoke, c'è il Festival della canzone veneziana, insomma ci diamo da fare, non stiamo con le mani in mano, non stiamo pettinando le bambole, come si dice, e basta. Appuntamento a ottobre del prossimo anno, come? Sì, con alcune incursioni, diciamo, estive, perché Esatto. poi ogni tanto qualche notizia la daremo. Grazie a tutti. Grazie a tutti, ciao Omar, ci sentiamo, la nostra mongolfiera rimane qui parcheggiata e ci sentiamo. Ciao a tutti e grazie di tutto. Ciao. Buone vacanze, ciao.